Il veneto Davide Garato, portacolori della Padovani, si è aggiudicato lo sprint alla 10ª edizione del Gran Premio Valli del Natisone, 20° trofeo Civibank, la gara juniores di fine stagione sui 132 km, con partenza da Scrutto di San Leonardo e arrivo a San Pietro al Natisone. Posto d'onore per Matteo De Monte del Borgo Molino Vigna Fiorita e Davide Stella a Gottardo Giochi Caneva. 8 giri suddivisi in 2 tranche, il primo circuito da 3 passaggi concentrati nel comune di San Pietro Natisone, pianeggiante, lungo la zona industriale di Azida e il doppio attraversamento sul Natisone, Vernasso e Tiglio. Poi 5 giri più duri con il percorso allungato che prevedeva l'erta di Tarcetta, Gran Premio della Montagna, e la discesa tecnica di Cicigolis con il passaggio a Pulfero. Alcuni tentativi di fuga sempre controllati dalle squadre pronosticate vincenti alla vigilia con epilogo finale in volata. Sotto rettifilo di via Alpe Adria alla spunta con un colpo di reni Davide Garato. Le parole del vincitore a fine gara. Ecco, sorridi perché è stata una bella volata, dominata proprio fino all'ultimo centimetro, possiamo dire, no? Sì, dai, non me l'aspettavo di tenerla tutta, temevo che qualcuno mi passasse da dietro, però la testa mi ha portato a tenere duro fino alla fine, fino a dopo il traguardo e l'abbiamo portata a casa. Senti, cosa ti è sembrato questo percorso? È un percorso molto bello, diciamo adatto alle mie caratteristiche, le gambe non erano del meglio sullo strappo, però sono riuscito a tenere duro fino all'ultimo giro e alla volata a vincere. E adesso a festeggiare con i compagni. Certo, bisogna. Bene, complimenti. Grazie. Tra i presenti la gradita visita di Silvio Martinello, pluricampione su strada e pista, oggi apprezzato opinionista e voce tecnica del ciclismo, prima in TV ed ora alla radio, le sue parole. Martinello presente a questa edizione della Coppa Valli del Natisone categoria juniores, una volata perfetta, degno possiamo dire del grande Martinello del passato ciclista. È stata una volata certamente molto spettacolare al termine di una manifestazione altrettanto spettacolare, molto ben organizzata, molto ben partecipata, formazioni di grande qualità e atleti naturalmente di grande qualità che hanno dato vita ad una manifestazione che credo soddisfi sia gli organizzatori per l'impegno profuso sia naturalmente i tanti appassionati che erano presenti sul percorso. Si dà un giudizio per quanto riguarda il percorso? Ma un percorso diciamo adatto chiaramente ai corridori dotati di spunto veloce, non è un caso che ci sia stato un arrivo compatto, anche se la possibilità di provare a fare la differenza c'era, ma in gara c'erano delle formazioni anche attrezzate per riuscire a tenere la corsa chiusa, controllata, per poter mettere i propri corridori più veloci nelle migliori condizioni di sprintare. Quindi era, non dico scontato, ma abbastanza prevedibile un arrivo allo sprint è stato dove sono emersi gli atleti che hanno saputo cogliere l'attimo meglio di altri con questa vittoria, tra l'altro mi fa particolarmente piacere, di un atleta padovano. Ho visto insomma che sono venuto da Padova per accogliere l'invito di Giovanni Capanera e dello staff organizzativo con molto piacere per trascorrere insieme a voi questa domenica mattina. Soddisfazione anche da parte del presidente della società ciclistica Forum Iuli, organizzatrice della gara. Vedete, grande successo, grande partecipazione anche di pubblico lungo il percorso, possiamo dire che questa edizione è promossa a pieni voti. Guarda, io sono felicissimo perché prima di tutto non si è fatto male a nessuno e per noi l'obiettivo principale è quello di garantire la sicurezza degli atleti. Poi abbiamo avuto fortuna col tempo, è andato tutto bene, la gara è stata molto bella perché è stata tirata con una fuga che è stata presa poco prima dell'arrivo, quindi sì, veramente una bella giornata e sono molto felice del risultato. E si lavora già per il prossimo evento che è qui a 15 giorni. Il prossimo evento te lo so dire fra una settimana perché ci manca un piccolo particolare economico e vediamo se riusciamo a farlo. Comunque al 90% è sì per il cos'è il 10 ottobre mi sembra. Fine, mentre stavamo andando in macchina con il servizio, confermato il prossimo appuntamento per gli junior domenica 8 ottobre a Cividale del Friuli.